Ed eccoci di nuovo in studio, ben ritrovati. Una petizione con 1 migliaio di firme che saranno consegnate al sindaco di Montebelluna lunedì mattina. Sono state raccolte dagli studenti, soprattutto universitari, che frequentano la biblioteca. Chiedono il ritorno al vecchio orario di apertura, il wifi gratis e altri servizi cancellati a causa dei tagli al bilancio. Sentiamo. Quasi 1 migliaio di firme, una petizione che ha raccolto grande consenso tra i giovani e nei prossimi giorni finirà sul tavolo del sindaco di Montebelluna. È quella raccolta dai giovani studenti universitari che frequentano la biblioteca cittadina, una delle più belle e meglio organizzate del Veneto. Ma per motivi di bilancio sono stati cambiati orari e servizi e gli studenti non ci stanno. Dopo la decisione del cambio d'orario abbiamo avvertito un disagio rispetto al fatto che la biblioteca sia poco sfruttata. Alla mattina era sempre pieno di studenti, eravamo tutti a popolare la biblioteca. Oggi con questo nuovo cambio d'orario il disagio si fa sentire e la biblioteca è svuotata. Capiamo che la situazione non è facile, soprattutto dal punto di vista economico, e le esigenze di bilancio sono impellenti. Però una riorganizzazione a costi zero, a saldi invariati è possibile, e una mezz'ora alla mattina credo ci possa essere concessa perché la struttura è importante e va sfruttata. Una protesta pacifica, addirittura un gruppo su Facebook che sta facendo discutere tutta Montebelluna. I ragazzi chiedono anche il wifi gratis, ora è a pagamento. Il sindaco filosofo, consapevole di quanto possa valere la cultura, deve però fare i conti con un magro bilancio. Prendete atto del fatto che il bilancio comunale ha perso quasi 1.800.000 di euro per la spesa corrente e che il personale della biblioteca sta già facendo i miracoli, perché con minori risorse continua a garantire i servizi che sono stati dati negli ultimi 10 anni. E anzi provoca i ragazzi a fare volontariato. Io quando ero ragazzo ho regalato molte ore di volontariato alla mia biblioteca comunale di Fonte. L'invito a fare altrettanto. A breve apriremo un servizio di volontariato a sostegno delle attività della biblioteca. Tutti i giovani che vorranno darci una mano saranno i benvenuti. E gli studenti così rispondono. Noi chiediamo una riorganizzazione della struttura e anche del personale, quindi il sindaco ci fa una richiesta su cui bisognerebbe discutere.